dopo vi spiegheranno bene chi sono. Ecco, volevo anche cogliere, visto che è la prima volta che usciamo, dopo che sono veramente venute nel nostro servizio le due colleghe, allora le presento ufficialmente. Sono Marta Vitella, e una mia collega, e in sostituzione di Leni la seconda collega è Valentina Fabrello. Ecco, così intanto conoscete questi due nuovi buoni acquisti. Ecco, e niente, e allora io lascerei la parola e che vi presentate. Chi è che Eric, perfetto. Scusate, un'altra cosa, visto che abbiamo un po' fatto fatica con il cambio un po' di persone all'interno del servizio a mandare fuori la festa dei compleanni, allora oggi era un'occasione anche per fare gli auguri a chi fino ad ora dei nostri ospiti ha compiuto gli anni, e dopo mangeremo una torta insieme, per cui non andate via, ecco, finito lo spettacolo, va bene? Buon pomeriggio a tutti. Siamo qui per la presentazione di un libro che ho scritto un paio d'anni fa sulla storia di mio nonno, che ha fatto l'alpino nella seconda guerra mondiale e poi la prigionia in Germania. Non mi dilungo molto nella presentazione a braccio, perché voglio leggervi un piccolo testo che ho inserito all'interno del libro, che vi dia l'idea dei motivi che mi hanno spinto a scriverlo. Io sono Eric, vengo da Marano, quindi qui vicino, e questa è appunto la storia di mio nonno, Natale Turcato. Qualche anno fa ho scommesso a notarmi tutte le storie che mi contava mio nonno. Non so neanche a me perché. Mi parea quasi che la mia coscienza la mi ordinasse di farlo. Da una parte ho attaccato il lavoro perché mi dispiaceva che le sue memorie le andasse perse, ma non c'era mia tutto lì. Che c'era qualcosa di più profondo che allora non capiva. Fatto sta che, tempo dopo, mi coccata in mano un bel pacchetto di pagine scritte per dritto e per roverso, mese scarabocciate. E se sta lì che, guardandole, ho capito perché mi c'era venuta questa idea. Non c'era mia solo che le storie di mio nonno che voleva tramandare, ma anche il suo modo di parlare, tutte che le espressioni che il doparava e che mi da ormai non c'era più abituato a sentire. A rileserle mi è venuta quasi la pelle di oca. Me lo ricordo come che fosse adesso. Mi pare perfino possibile che queste parole, queste frasi, le potesse farmi provare tutte queste emozioni. Sotto gli occhi che aveva un tesoro grande, che ho pensato subito di spartire con tanta altra gente. Se sta così che si partia questa mia avventura, che la mi ha portato a pubblicare il libro La storia degli uomini senza paura. Grazie. Allora, prima di entrare nel vivo del libro, quindi sentendo i brani che sono scritti nel libro, vorrei cogliere l'occasione per presentare l'autore. La lingua veneta è purtroppo sempre meno usata dalle nuove generazioni, come del resto accade alle altre forme di dialetto popolare diffuse nelle varie regioni d'Italia. Ormai molte parole e termini che hanno caratterizzato il linguaggio dei nostri antenati a cavallo fra il XVIII e il XIX secolo sono pressoché scomparse. Per fortuna ci sono scrittori e poeti veneti che con le loro opere cercano di salvaguardare questo prezioso patrimonio culturale, di cui si stanno perdendo le parole ed espressioni più tipiche. I giovani d'oggi non sono attratti da quel mondo di ricordi e nemmeno dal raccontare le storie dei loro avi, perché le ritengono superate, o comunque limitate ad una ristretta categoria di nostalgici. Ci sono però le eccezioni a confermare la regola, ed Eric Umberto Pretto è una di queste. Ci sono tanti anziani che avrebbero molte cose da raccontare e pochissimi giovani che hanno la voglia e la pazienza di ascoltare. Natale Turcato ha avuto la fortuna che suo nipote fosse fra quest'ultimi. Egli infatti ha deciso di mettere nero su bianco la biografia del nonno materno, Natale Turcato, detto Giovanni, classe 1919,
dai tempi della giovinezza alle vicissitudini della Seconda Guerra Mondiale, fino alla prigionia e quindi alla conclusione del conflitto. Un grande merito va dato a Johnny Senza Paura, che gli ha raccontato ogni cosa con dovizia di particolari e che in cuor suo sperava di tramandare ai posteri la sua storia e quella di tanti ragazzi della sua età, che hanno sofferto ed in troppi casi pagato con la vita la scelta atroce di dittatori senza scrupoli. Al lettore bastano pochi capitoli per capire che il protagonista del libro è un uomo coraggioso che ha avuto la fortuna di tornare a casa e di raccontare le sue vicissitudini a chi ha saputo coglierle e racchiuderle nelle pagine di un libro, per evitare che svanissero per sempre nelle pieghe del tempo. Il primo capitolo che vi voglio leggere è un capitolo simpatico che si intitola Il mio primo pugno. È un episodio che si svolge a Gorizia e in caserma, immediatamente prima che mio nonno partisse per il fronte greco-albanese. Siamo nel 1940. Un bel dì, a giare in camerata, sentato su una branda. Agavea un mio amico, Angelo Losco, e un'altra recluta lì con me, uno per parte. A un certo punto ne è venuto davanti un vecchio con la barba lunga, Presello, gli che chiamava. Non era mia una persona grande, di quelle che ti fa impressione. Se puoi dire che era una mesa caricatura a regola di tanti altri. E si è sentato di fronte degli altri e attacca a parlare. Mi però capiva solo che le bestemmie perché e parlava per furlan. Mi ricordo che il trasia intorno alla testa finché ne contava tutte le sue storie. A sentir lui pareva che fosse un gran personaggio. E disea d'essere sta in volta per tante parti, anche sul Monte Camin. Insomma, diciamo che se dasea tanta importanza, anche a massa, per i miei gusti. I sbruffoni, in fondo, non mi è mai piasesti. Fatto sta che, trando torno alla testa, che senta su per terra il capello. E dove se io finio? Proprio sotto le mie gambe. Sicché il mega guarda dritto in te gli occhi e il mega dito, tome sul capello, matta. Tu te lo su, che ho risposto a me. Ma scherzemo neanche, dir che ne offesa così a un vecchio. Lei leva in piedi il gaverto una bocca che pareva che volesse mangiarmi. E lo sollevasse in piedi anche a me, e prima che potesse capire cosa che gli era dovuto succedere, gli godà un destro di quelli potenti. So che indosso aveva una giacchetta di tela che la mangiava bella comoda. Ben, la segata scusia tutto torno, era stata qua, solo che la spallina. Avevo da fare un tocco, più tardi, per cosirla su. E insomma sto Presello le andò a finirla solo all'altra fila di brande, e si era baltendo la schiena e ha tratto le gambe per aria. Ma non che ha fatto neanche ora mollarle su per terra, che sono rivale anche a me. Dopo c'è passato per stomaco e ho fatto per dargliene un altro di più forte. Intanto però uno mi cacciava per dedrio. E già era il sergente maggiore Tosolini, della zona di Udine. Vuto coparlo e mi ha domandato. A me go solo che difeso, che ho risposto me. Ma era stata una bella difesa, la mia. Ciò che sarà stanco un perché si è involto e disea che se ti ciappi un pugno da uno delle artiglierie da montagna, non te sai se è un castigo da Dio o una pelata di un mulo. Non c'era passato neanche 8 dì dal pugno che aveva molato a Presello, ma invece non aveva mia perso il coraggio. De tanto in tanto te li sentivi dire, ma te, guardè che abbiamo messo le fette di patata in moglie in una seccia piena di pisso de musso. Pareceve che se presto qua è vostra ora. Gossa esto più tardi, che metteva anche le sale, de vicino. E ogni altro dì che desaseva una bella missiata e le voltava una a una. E il bello è che gli ufficiali sapeva tutto, ma non gli diceva niente perché già era d'accordo con i vecchi. Una volta che sentivo Michi che diceva noi li spremiamo di giorno, voi li spremete di notte. Sicché una sera, dopo che aveva suonato il silenzio, abbiamo sentito suonare le allarmi.
Cioè seguiamo tirare su in pressa, seguiamo guardare su per il muso dicendo ostrega, cosa che sei adesso? Intanto se gasperanca la porta doppia in fondo alla camerata e se vigno dentro 5 vecchi. 4 e tenia su un baldachin da processione, fatto con altrettanti pali di legno dritto e una coverta per sola. Sotto sto baldachin c'era l'ultimo della squadra, con un nissoro bianco a farghe da mantello. In man questo che aveva una seccia mezza piena di quelle famose fette di patata. Visto così, mi ho girato sulla sinistra e ho visto tutti i miei compagni in ginocchio in fondo alla branda, con le mani giunte. Vado a vedere anche un certo Bortolaso da Vicenza, un mio scritto, e sarà stato 10-15 kg di epidemia, e so che faceva pugilato e che aveva anche il naso chissà. Fatto sta che questi 5 briganti, gli sono dato il primo delle figlie, gli che dà in bocca una fetta di patata, dicendo che in onore del terzo montagna, ciappa sta patata e magna. E lui l'ha tolta come che fosse sta una particola, cosa che mi ha dato a vedere. La gamma ha fatto una faccia trista, che mi ha fatto infine peccato. Affanno, mi è venuto. Fatto il primo, e si è passato il secondo, sicché è arrivato da me, che già era il terzo delle figlie. Mi è già resta fermo, quieto, buttato in branda. A quel punto uno dei 5 mi ha domandato, e ti? Cioè che aveva una faccia da schiaffe che era ancora presente qua, davanti agli occhi. E mi, a sto ben così, che ho risposto. E allora, invece che una, te ghinciappi 10. Se per disgrazia gli era in piedi, non che sparagnava un cassotto, neanche se credete portarghe via la testa. Finché lavorava le versù della branda, e sergente maggiore Tosolini che gattirà un burlo, fammi una carità, la serio stare. Se vede che il aveva capito che mi già era pronto a tutto. Fatto sta che così tutti che ha fatto la sua comunione, tutti fuori che me. Cioè un poco che fosse sta istruito da mio papà avanti in via soldà, un poco che fosse sta salvatico de mio. Mi già era pareggiato tutto. Se per quello che i miei compagni d'armi mi chiamava Ioannin senza paura. Il prossimo capitolo si svolge un paio d'anni dopo il primo che vi ho letto. Dopo il capitolo precedente, infatti, mio nonno partì per la guerra e andò immediatamente in Albania e fu impiegato nei combattimenti lungo il fronte greco-albanese. Da lì venne poi trasferito in Montenegro in seguito alla rivolta che ci fu nei Balcani ed è lì che si svolge appunto questo capitolo,
che si intitola Il periodo di licenza. Già era il 2 settembre del 42, che sono partito dai Balcani per venire a casa in licenza. Già era 2 anni e mezzo giusti che già era via. Che la mattina me e il Maule, un mio amico, siamo partiti corsa come due lievoli, sopra il sentiero in mezzo ai boschi. Quando siamo arrivati in fondo, abbiamo cattato il camion che ne aspettava. Siamo montati su e ne camminà a Cattaro. Là siamo stati fermi 5 dì prima di imbarcarsi. Mi ricordo che una sera, finché sarà fermo al porto, gomagnano su quante sardelle e di notte mi svegliato che aveva una sen rabbiosa. Sicché sono da bevere alla fontana, che però non la pissava neanche. Dico a uno che mi ha detto che la sarava di notte. Sicché sono corresto fino al mare e mi ho sguardato la bocca con l'acqua del mare. A Cattaro già era pieno di gente che andava e che veniva. Un colpo so chi nega di mandare a me e a sto mio amico di andare a dargli una mano in cucina. Sicché mi ho detto al Maule, ascoltami Mirino, se meglio che andiamo. Difatti da là abbiamo portato via un bel tocco di formaggio grana. So che lo abbiamo sconto bene dentro sul zainetto. E il 7 di settembre, alla mattina a buon'ora, seguiamo imbarcati. Siamo venuti su per il mare, tra la costa della Dalmazia. Alla fine siamo disbarcati al porto del fiume. Lei negati fermi un paio di settimane prima di mandarne a casa, per vedere se già eravamo sani o ammalati. Appena chi negamo là, abbiamo acciappato il primo treno e siamo partiti. Siamo arrivati a Vicenza che c'era notte fonda, sarà sta mezzanotte un botto, e non che c'era picco incidenze per schio. Già eravamo un bel ciappetto di alpini, e so che siamo andati a bevere al bar della stazione. E là uno gli ha detto che andiamo su a Monteberico. Sì che siamo andati, tanto cos'altro che avevano da fare. Là siamo senza fuori, sui scalini della chiesa. Siamo stati a un tocco finché siamo indormessati. La mattina di Rio, già era il 29 di settembre del 42, me e il Maule siamo andati in stazione dei treni che già era appena spuntato il sole. Abbiamo acciappato il primo treno che andava su a Schio e così siamo stati verso Tiene e il megadito. Ma non te di smontare mia a Maran, no? Dai, vieni su con me fino a Schio che andiamo a bere un gotto di vino alla grotta. Dai avanti, non sta a farti pregare. E allora siamo dismontati a Schio. So che già era pieno di gente lì di fronte della stazione dei treni. Fatto sta che siamo andati dentro su sta osteria, al di là della strada, e subito tre di noi altri si venivano dentro due delle mie contratte. I c'era Tony Pasin e suo papà. Tony già era un bocciassa, che aveva più 7 anni. I c'era lì vicino che faceva i murari e mi aveva da mente andare dentro. Sicché i c'era venuto a salutarmi. Dentro là che c'era 3 vecchiotti che suonavano l'armonio e un paro di ferrovieri. Gli altri si abbiamo guardato su per il muso e abbiamo tirato fuori il formaggio grana dal zainetto. Bene, abbiamo cominciato a pagare da bevere calici di vermouth a tutti quelli che venivano dentro. Abbiamo mangiato e bevuto finché si abbiamo imbriagato. Cosa sta verso mezzodì? E il Maule il ha tratto su de peso sulla corriera che andava verso il suo paese, Valli. Mi invece mi cammina a casa Tony Pasin, sul ferro della sua bicicletta. Già era imbriaco in sacca. So che non che vedeva neanche 4 dea fuori dagli occhi. Mi pareva che fosse una nebbia fissa, di quelle che ti può darsi tagliare col coltello. Ma insomma, è il signore che volesto che sia sta buono arrivare a casa. 2 o 3 giorni dopo, che saremmo venuti a casa, mi è capita so il Maule, sto mio amico. Che la volta mi ha detto, sento che sei venuto a casa mio papà della Francia. Mi non lo aveva mai visto prima, perché le sempre sta via a lavorare. E allora siamo andati subito dai carabinieri, che ha scritto so al nostro comando. In risposta a questi, che ha mandato su 12 di licenza straordinaria, oltre a quella che già saremmo trionfare. Ben, che ho detto me. Non stava in mente Rino, a te aspetto volentieri, non come mi appressa ad andare via a me. E così ho fatto. Sì che sono sta a casa anche a me 12 di in più del mese di licenza che me aveva dato. Mie e Maule siamo arrivati al corpo che sarà il 19 di novembre. I nostri compagni già erano fermi a Scutari, appena dentro in Albania. Che
che la volta mi ricordo carino io lo salutavo volentieri. Mi invece mi ha detto: Turcato, ti sei escluso da tutti i servizi in attesa del processo. Meglio, gli ho risposto così al manco mi era a posto. Passato qualche dì, un colpo sono da dentro sulla mia tenda. Avevano 2 copertine da campo in dotazione e ho visto che me ne mancava una. Non mi c'era mai sparito niente fino ad ora e mi è venuto su nervoso che non ho più visto. Sono da subito del sergente maggiore Tosolini che ho tirato fuori la baionetta davanti agli occhi e che ho domandato: la vedi sta qua, Tosolini? Sì, e il gadito. Perché? Se sapessi chi che mi ha portato via la copertina, vorrei consumargli la lama a forza di sbusarlo. Fammi una carità, va là, ordine mio, va subito in furaria e toghine una da nuova. E allora sono da e si sta finendo così. L'8º giorno del mio rientro al corpo, finalmente i mi chiamano a rapporto. E allora sono da verso l'ufficio del colonnello e che ho battuto sulla porta. Avanti, e mi ha risposto, stando dentro. Sì che mi ho aperto la porta e sono da verso di lui. E le prime parole che mi ha detto rese sta: bel coraggio, ciò, con chi la faccia lì, te presenti da me. E che aveva visto che mi era venuto dentro senza paura, con mezzo sorriso sulla bocca. Cosa credevelo, che fosse da là, lagrimando. E mi è venuto infine da ridere. Te lo saprai perché te lo chiama qua, vero? De preciso no, signor colonnello. Ma te lo saprai manco che te sei venuto con 12 giorni da ritardo. Sì, signor colonnello. E mi ho visto pentio. Ma te sei sta casa? Mi ho visto pentio, signor colonnello, di non essere sta casa ancora? Allora le saltà per aria e mi è venuto vicino con l'occhio da cattivo e mi ha speccato su per il muso: ma le ho detto che poteria mandarti a Gaeta sotto processo. Gavaria caro, signor colonnello, che pi Gaeta de qua tutti i dì in volta a scioppetà. A quel punto si è quietato e ha cambiato espressione come dal giorno alla notte e mi ha battuto su una spalla e mi ha detto: lo so che ti sei un bravo soldato, continua così. Il 8 settembre del 43. Mi ricordo come che fosse adesso, cosa è venuto il 8 settembre del 43. Già eravamo a Giannina, sul nostro accampamento. Che la sera lì mi c'era di guardia al Pesso. La mia batteria di artiglieria alpina le aveva in dotazione sia pessi, 4 cannonsini e 2 mitraglie pesanti. E mi già era di tendere un cannonsino. Poco dopo le 7 si è passato alpini, lì davanti di me.
E mi ha detto, guarda che siamo sta a ascoltare il radiogiornale e mi ha detto che se sta l'armistizio. Somiglia che se finire la guerra è manco per noi altri. Radiogiornale, mi non aveva neanche mai sentito menzionare. Non so neanche dove chi fosse andato ad ascoltarlo, magari dentro sulla tenda degli ufficiali, perché non saperia dove è altro, se no. Fatto sta che, 10 minuti dopo, si arriva fuori gli ufficiali. Gli aveva una faccia bianca come la morte. Subito, gli è detto di puntare l'artiglieria verso l'accampamento tedesco. Bisognava paracciarsi a tutto in attesa dei ordini, perché neanche lui gli sapeva preciso cosa fare. Non gli aveva nessuna disposizione né dall'Italia né dal comando italiano di Atene. Appena che stanotte, di sicuro la più lunga di tutta la guerra, vista la situazione, i greci gli attaccavano a mandarne dire che se noi altri che avessimo attaccato i tedeschi da davanti, lui gli avrebbe attaccato alle spalle. I già erano proprio convinti. Ma come se che si faceva a mettersi a sparare contro i tedeschi? Cosa sarebbe successo dopo? Anche perché pochi minuti dopo, proprio i tedeschi ne avevano mandato a dire che se noi altri li avessimo attaccato, lui non gli avrebbe sparato neanche un colpo. E si avrebbe rifiutato anche se gli avesse più l'ordine di farlo. Magari queste leggere parole vengono fuori proprio dal generale a comando della prima divisione da montagna tedesca, che già era tanto amico del nostro colonnello, perché gli aveva fatto tutte le scuole insieme in Germania. E il giorno dopo, alla mattina a buon'ora, ne arriva l'ordine di paracciarsi per andare in Italia, con tanto di carta fatta dal generale tedesco. E sicché, in mancanza di ordini superiori e con la speranza di tornare a casa il prima possibile, abbiamo versato le armi sul piazzale e seguiamo paracciare per la partenza. Abbiamo potuto tenersi solo che un scioppo per ogni squadra. Agli ufficiali, invece, gli ha lasciato tenersi anche la rivoltella. Beh o male, abbiamo fatto quello che vorresti i tedeschi, perché si fidavano ancora di loro. Ciò che avevano combattuto insieme fino il giorno prima, cosa altro potevano fare. L'ordine di partire ne arriva ai 13 di settembre. E allora abbiamo tolto su le nostre poche robe e seguiamo incamminati. Seguiamo portadrio i muli e anche un fiat di vacche di quelle che avevano sequestrato in volta per le campagne su uno dei nostri ultimi rastrellamenti. Ma ricordo che abbiamo formato una colonna lunga giù la strada. Saremmo stati, oggi in croce, 2000 soldati. Mi ricordo che tanti civili greci i piansea guardando nella via, perché aveva paura di restare là da soli coi tedeschi. Da Giannina, dove che saremo, siamo andati a Florina. Abbiamo fatto più di 200 km a piedi in 15 giorni di viaggio. Si camminava più che altro di notte perché in quel giorno c'era un caldo che pareva di essere all'inferno. Arriva a Florina i nostri ufficiali che avevano ai greci del posto le poche bestie che ne già restate. Coi scheghi che ci paghiamo potessero comprarsi qualcosa da mangiare per il viaggio, perché da ormai le nostre scorte le toccava a scarseiare. So chi ha tolto più che altro pane, perché costava poco e si conservava meglio. E si chiediamo c'è per il treno, dopo aver consegnato ai tedeschi anche le poche rivoltelle e i scioppi che ancora avevano con gli altri. Siamo montati su sui vagoni che si adoperava per portare in volta le bestie, in 60-70 ognuno. Siamo stati 16 giorni in treno, prima di arrivare a destinazione. E ne ha fatto fare un giro della malora. Mi ricordo che dalla Grecia siamo da dentro in Jugoslavia, e da lì siamo passati per la Bulgaria, la Romania, l'Ungheria, finché siamo arrivati in territorio tedesco, in Austria. So che un colpo, finché già eravamo proprio in Romania, e il treno si era fermato su una stazione. E lì il mio amico Rino, il che ha fatto, che sono borghese qua fuori, e mi ha detto che il gatto vestiti da darne, se volemo, nemo, che dismontemo e stiamo qua, a sentir lui, somiglia che si dovrà portarne in prigionia. Ma intanto il treno si partì, se no già era facile che fossimo saltati sul serio. Là che c'era di quelle distensioni di campagna che nessuno negavaria a te. Ma sarissimo sta buoni di venire a casa dopo? Non so come che le sarebbe andata a finire. Possiamo arrivare a Innsbruck, in Austria, e il treno, invece che girare in su verso l'Italia, il gira in su per la Germania. E se sta allora che i nostri ufficiali,
che da ormai gli aveva già mangiato sale a foglia, gli ha capito il tranello che ne aveva fatto i tedeschi, altro che portarne a casa in Italia. Lì che mo capio da essere prigionieri. Se lo avessimo saputo prima, di sicuro qualche d'uno che avrebbe provato a scappare, ma da ormai già erimo in man della poglia. Se sta questo imbroglio che ne gamena dentro in Germania. Dal capitolo che abbiamo appena ascoltato iniziò la parte peggiore dell'esperienza di guerra di mio nonno. Mio nonno infatti fu portato a Berlino in un campo di lavoro. A Berlino venne impiegato per circa 2 anni in lavori pesanti. Dapprima fu impiegato come muratore, poi venne impiegato in principal modo nello sgomberare le strade delle macerie, sempre più frequenti, visti i bombardamenti americani e inglesi. Fu un'esperienza dura, di cui mio nonno parla spesso ma senza rancore. Lui si rende conto dei grandi patimenti che fu costretto a subire. Si ricorda benissimo che tutti i giorni l'unico pasto che faceva era composto da mezzo litro di acqua e carote e una fetta di pane, a volte con la margarina. Quindi ci rendiamo conto che soprattutto per persone che erano costrette a fare lavori molto pesanti, questo era uno sforzo disumano. Mio nonno fu a Berlino per 2 anni, rimase a Berlino per 2 anni e fino di fatto alla fine della guerra, che per la Germania avvenne nell'8 di maggio del 1945. Si trovò a Berlino mentre Berlino appunto era sotto il bombardamento degli alleati e soprattutto si trovava davanti all'avanzata dell'Armata Rossa. Fu catturato proprio dall'esercito russo e fu portato in un paese più a est, vicino all'odierno confine con la Polonia. È proprio lì che si svolge il prossimo capitolo, nella fase terminale della sua esperienza di prigionia, mentre si trovava appunto sotto il controllo dei sovietici. In ultima,
verso la metà di settembre del 45. A Gera restava senza braghe da ormai, a forza di tacconarle su. Cioè ogni volta che le si rompeva, mi che metteva una bella pezza di corame sopra sbrego e che faceva la cusidura per fuori con una guccia o con qualche tocco di fil de ferro. A fare come che poteva, ma intanto mi arrangiava su. Però aveva ancora la mantellina che ne aveva da Gorissia, prima di partire per la guerra. Si che tacca di mandare in volta se che c'era qualche dun buon di fare lavori da sarto. A voleva farmi fare un paro di braghe nuove doparando proprio la stoffa di chi la mantellina. Finché un toso che c'era lì con me e mi ha detto, mi che ne conosco uno, casa in Italia e fa proprio il sarto di professione. E allora mi ha menato a questo, mi pare che fosse da Vicenza, se non mi sbaglio. Sono stato là e mi ha tolto le misure e sì che mi ha detto, sì, te le faccio 1000 braghe, senza problemi. Basta che te mi dai la mantellina e con quella mi arrangio. E per il pagamento, che domanda a me? Ben, dammi quello che te che. Non stava in mente per sta roba qua, che in qualche maniera se mettiamo d'accordo. E allora te porto un sacco di patate, che ho risposto a me. Perché non avrei saputo cos'altro dirghe. Proprio in quel momento, si salta fuori 3-4 tusi. Che già era lì vicino e che aveva ascoltato tutti i nostri discorsi. E mi ha detto, di nel rossetto, quando che te aveva per patate, che veniamo anche a noi altri con te. Gavarissimo caro di cattar su qualcosa da mangiare. Va bene, stiamo d'accordo così, che ho risposto me. Dopo qualche dì, si è capitato il momento di andare. So che ho pensato, anche bisogna proprio che vai a torgere le patate perché darò mai le braghe e me le gasa fatte. Già era giorni che guardava il tempo. Aspettava che fosse una notte scura, senza luna. E allora, appena che se sta possibile, sono andato ai Tusi e che ho detto, cioè Tusi, guarda che mi stanotte, a vo. Ben, fanne una carità, che Dio te benedissa, ti te che da essere un ladro di professione anche a casa. Abbiamo pensato di stare qua quieti perché non abbiamo mia voglia di rischiare la pelle. Sì che sono da via da solo, col messaco su una spalla. Sapeva dove che aveva da andare perché aveva fatto un giro il giorno prima. Mi ricordo che mi ha toccato anche passare un fosso con l'acqua che le mi arrivava a metà panza, ma non la mese mai da dritta come che la notte. Difatti, appena che sono arrivato sul posto, uno dei tanti campi da patatare che c'era là in zona, ho sentito un fiato di movimento. E allora sono davanti pian pianello, ma non vedeva niente perché c'era proprio scuro orbo. Questo sta a 5-6 metri da dove che veniva sto rumore. Go fischià piano. E se ga sentio subito silenzio. E allora go fischià un'altra volta, un fiapi forte. Ben, se ga sentio gente scappar via, come chi fosse sta un branco de caprioi. A me go infiato a ridere e sono da là, per terra, che c'era tutti i fagotelli pieni di patate. Mi ha toccato a stare là per terra anche un fagotello mezzo pieno, zappareccia. Sì che lo go svoda dentro sul messacco, lo go ligà per la bocca e sono tornato a casa contento. E la mattina drio che le go portare il sarto in cambio delle braghe. Un paio di giorni dopo sono passato a piedi proprio per di là e ho visto il padrone del campo, un borghese tedesco, che già deve cavare su le patate, o meglio, quelle che saranno restate per terra. Sì che ho pensato subito di andare là a far docciacole. Appena che sono arrivato là che ho detto, ciao, e te gadana manco a tirare sulle patate, o no? I garusca proprio bene, guarda quante mazze che ne manca, in quanti gerei. Tasi verrà mi ha risposto, e pensare che ho tenduto anche con scioppo, e me l'ha fatta proprio sotto il naso. Se solo che avesse saputo cosa che già era successo, ma non poteva mica immaginarsi, ho sempre bio un muso da toglia, mi.
Di lì a poco mio nonno fu trasferito di nuovo dai russi. Si seppe soltanto più tardi che la sua destinazione doveva essere la Siberia, in uno dei tanti campi di lavoro che purtroppo alcuni nostri connazionali furono costretti a conoscere. Grazie all'intervento però delle Nazioni Unite, lui e i suoi compagni furono caricati su un treno e riportati a casa. È proprio in questo frangente che si ambienta questo capitolo che andrò a leggervi ora, che si intitola L'aria da casa. Siamo arrivati in stazione a Vicenza verso le 10 del mattino. Già era il 2 ottobre del 45 e già era 3 anni che non tornava a casa. Insieme con me, che già era Natale Spinato. Quando siamo arrivati insieme a Maran, Natale Spinato è da casa. Mi sono da accattare mia sorella più vecchia, Larina, che la stasera è lì poco distante. So che dopo le magari imprestare la sua bicicletta per far prima arrivare a casa dei miei. Ma appena monta su, finché già era ancora in corte da Elia, c'è pa un ciodo lungo 5 centimetri. Devo sposare la rua e sì che mi ha toccare la sarga da tutto. A quel punto sono da verso casa a pie. So che già era subito mezzodì. A voleva quasi fermarmi e bevano un giosso alla fortuna, l'osteria che c'è ancora adesso, vicino alla piazzetta di Santa Maria. Ma appena che sono sta lì ho pensato, no, è meglio di no. Se no dopo bevo massa e sono ancora a stomaco vuoto. Se meglio che vai a casa, che tanto adesso ho ancora tempo di venire qua. Sì che sono da casa diretto, camminando svelto. Su per la stradetta di casa mia, ho cattato mio fratello Beppi, che già era anche a Tony Finanza insieme con lui. So che già era devo caricare dell'uame su un carretto, col forcon. Quanto contento che restate a vedermi. E insomma dico a cacciacolare con lui, ma tutto un colpo, Beppi, e il gatto mandato Tony Finanza, ma chi sei lo stomo qua? Ti, lo conoscito. Se vede che non mi aveva neanche conoscesto. Cioè già era un boccetto ancora e mi mancava da casa da 3 anni giusti. Sì che Tony Finanza che ha tratto via il forcon e il che gasbecà, ma non vedete mia che ha detto fratello. Mi ricordo che mi go fermare lì in scianta, perché aveva paura di andare a casa. Già era la roba che aveva desiderato più per tutto il tempo della prigionia. E adesso, che gli era lì, non aveva neanche il coraggio di mettere il piede dentro della porta. So che sono sta fermo un tocco sul primo scalino, neanche a buon di muovermi. Ma dopo mi ho deciso, perché aveva massa voglia di vedere la mia famiglia. Beh, qui mi ha visto venire dentro, mia mamma si è messa a piangere. Mio papà invece, l'è andato subito in cane e va a torre una fiasca di vin bon. Dopo che cacciamo a casa nostra, tutti quelli della nostra contrat, per farmi festa. Questo è un capitolo molto particolare e so che c'è una domanda che spesso ricorre. Allora tanto grazie per la giornata e credo sia stato per tutti anche un momento anche di riflessione, anche a ricordare questi momenti che hanno vissuto molti giovani insomma di quell'epoca. E ti chiedo una cosa, posso parlarti in dialetto visto che siamo in tema? Ecco. Mi vorrei sapere una roba, come mai un argomento così delicato è stato riassunto così, in così poche righe? Gli altri capitoli te che parla anche tanto, una pagina intera del libro, e sto capitolo quante righe? 4-5 righe, come mai così, un capitolo anche così importante, il ritorno a casa da tuo papà, da suo papà, sua mamma, e si sta riassunto così brevemente? Grazie intanto. Grazie mille. Questa è una bella domanda che mi è stata posta in un paio di altre occasioni. È una domanda che la prima volta che mi è stata fatta mi ha messo un po' in difficoltà. Perché è una domanda che non mi aspettavo. Per cui quando ho l'occasione mi piace ricordarla. In effetti, durante il corso dei racconti che mio nonno mi faceva, che mi hanno portato poi a pubblicare questo libro, mio nonno si è soffermato su molti capitoli che appunto raccontavano vicende magari meno importanti,
sulle quali però si è dilungato. Durante questo episodio invece, che è sicuramente fondamentale perché racconta la fine dell'esperienza di guerra, mio nonno non si è soffermato più di tanto, diciamo pure che l'ha liquidato abbastanza in fretta. Per cui la prima volta che mi è stato chiesto il motivo di ciò, mi sono trovato un po' in difficoltà perché non sapevo rispondere. Ci ho pensato poi, quando sono arrivato a casa, e mi sono dato questa risposta. Non so se è quella giusta, però io penso di sì. Mio nonno si è sempre dipinto come Ioannin senza paura perché gli piaceva ricordarsi così, come quella persona che durante la guerra, durante la prigionia ha dato prova di essere coraggioso. Coraggioso perché era necessario esserlo, per non cedere, per farsi forza e per portare a casa la pelle, come diceva lui. Quando invece è tornato a casa, quando si è trovato sul primo scalino, forse quella corazza che si era costruito per sopravvivere è venuta a mancare perché sono, diciamo, intervenuti tutti quei sentimenti che lui durante la guerra aveva cercato di soffocare per non cedere. E forse davanti alla porta di casa mio nonno ha terminato di essere Ioannin senza paura ed è tornato a essere Turcato Natale, quell'uomo che, come tutti, aveva sentimenti, aveva ricordi, che proprio in questo momento sono sfociati. Per cui credo che lui abbia voluto liquidare abbastanza in poche righe questo capitolo perché non voleva farsi prendere dalle emozioni. Ecco, penso che la risposta sia questa. Voglio concludere con una brevissima riflessione con la quale ho appunto concluso il racconto della storia di mio nonno, proprio con le sue parole. Ecco, questa è la mia storia, per contarvela che ho messo mucho de tempo, ma spero al manco che per voi altri sia sta bello ascoltarmi. Ciò che era giovane me, so che restava a bocca aperta finché ascoltava le storie che mi contava i vecchi. Da ormai so vigno vecchio anche me, ma il mondo non è piccolo della volta. Adesso tutti i core, tutti i spessega, e non che se più tempo per niente. Ma savio cosa che vi dico me? La sé che spesseghe, la sé che i cora. Intanto ni altri che mi c'è quella di gusto, proprio come che se faceva sti anni. La presentazione del libro è sostanzialmente conclusa. Allora facciamo un grande applauso di ringraziamento di nuovo. Ringraziamo Eric che ha letto i brani, ringraziamo anche Alessio che ha suonato invece brani musicali. Ecco, il nostro incontro sta per terminare. Prima di salutarci, prima di andare a mangiare le torte e farci gli auguri di compleanno, e dobbiamo ricordarvi due appuntamenti, prossimi appuntamenti, che sono il 14 di giugno, che facciamo un'altra presentazione di un libro che si intitola Il letto era l'erba. Il letto era l'erba, il titolo del libro, e parla dei piccoli maestri. L'autore è Roberto Pellizzaro, avremo l'onore appunto di avere un altro autore di un altro libro, e poi vi ricordo che è iniziato il concorso fotografico di Emozioni con un click. E questo concorso, diciamo, finisce il 31 di luglio, avete tempo quindi fino a luglio per scattare foto, fare scatti di qualsiasi paesaggio, volto, persone, incontri eccetera, e di inviarcelo al nostro ufficio animazione ed educazione. Vi ricordo anche che oggi è in grandissima offerta il libro a 10 euro, ecco, per cui chi volesse continuare a leggere, assaporare queste storie che ci hanno emozionato. E il signor Severino vero, diceva: anch'io avevo fame, anch'io sono stato in Germania, ecco, e quindi credo veramente che questi racconti li abbia proprio sentiti bene, vero?
Ecco, noi abbiamo la fortuna veramente di fermarci ad ascoltare i nostri nonni che ci raccontano delle cose che per noi possono sembrare lontane, ma quando cominciano a raccontarle sentiamo veramente tutta la forza e la potenza di storie vissute e patite, vero Severino? Vero? Ecco, però dopo dico che adesso siamo qua e possiamo anche raccontarcele, vero? Ecco. Quindi 10 euro il libro, magari non so se potete eventualmente lasciarne anche che nei giorni li possiamo vendere perché magari altre persone, ecco, saranno interessate. Ecco, abbiamo anche degli ospiti un po' speciali, se la signora Giuliana può venire su a raccontarci un attimo anche la loro esperienza e può pure salire, così ci racconta anche voi che state facendo delle cose meravigliose a Malo, no? Ecco. Allora cedo il microfono. Beh, allora, intanto grazie alla fondazione che ci ha ospitato. Qua c'è un gruppo di una ventina di anziani che frequentano il fare memoria a San Nicola a Malo. No, e la Marilena, quella signora là, quella è un'attiva responsabile. Marilena, alzate. Allora, loro tutti i lunedì vengono lì a Centro San Nicola, facciamo esercitazioni per mantenere la memoria e recuperarla chi l'ha un po' persa. L'idea di come fare ce l'ha data la Rinetta, perché a tanta, ecco, quella là, ecco, no? Ecco, che ci ha fatto capire che bisognava riprendere in mano le cose delle elementari, per imparare i punti, le virgole, i punti e virgole, queste cose qua, ecco, no? Adesso loro quest'anno stanno lavorando sulla memoria della Grande Guerra. Stanno preparando un quadro fatto a mano, dove tutto a mano, a maglia, ricami, così, su un episodio del Pasubio, che poi quando sarà pronto ve lo porteremo. Ecco. Poi per ringraziarvi anche dell'ospitalità, vorremmo venire qua a settembre per portarvi uno spettacolo che i bambini di Malo hanno fatto su Berto va alla guerra, tratto dalle memorie di Don Tarcisio Raumer. Ecco, no? Possono offrirvi, oggi è il 24 di maggio, la memoria del Piave, possiamo offrirvi un po', stanno imparando la canzone, d'accordo? Ecco, Siamo tutti orecchi. Ecco, adesso vengo giù e ve le facciamo sentire. Ecco, io intanto ne approfitto per ringraziare ancora la Fondazione Bressan e le educatrici e soprattutto tutti voi ospiti che avete ascoltato questo mio racconto. Grazie ancora, un applauso per voi.